Al via stasera la stagione teatrale al Teatro Pirandello di Agrigento, un cartellone ricco di eventi che inizia oggi con la bottega del caffè di Goldoni e che vede come attore principale Michele Placido, un evento che, come ci hanno dichiarato gli organizzatori, andrà in scena con la massima sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, ridotti anche i posti a sedere al fine di garantire più sicurezza possibile. La bottega del caffè è una commedia che da subito si annuncia corale, interessata a diverse figure e vicende, incentrata su un microcosmo attraverso cui Goldoni tratteggia uno sfaccettato affresco sociale e umano. Vi appartengono Eugenio, un giovane mercante vittima della dipendenza dal gioco, e la sua giovane sposa che tenta di riportarlo sulla retta via allontanandolo dalla casa da gioco del cinico Pandolfo. Anche il nobile Flaminio sperpera i propri beni, contrastato dalla moglie Placida, mentre la ballerina Lisaura, ignara di questo legame, spera di cambiar vita accanto a lui. Quante vanità, speranze e delusioni scorrono dunque davanti agli occhi di Ridolfo, il saggio proprietario della caffetteria, e quante vicende arrivano all'orecchio malizioso di Don Marzio, nobile napoletano che, sorseggiando il caffè, osserva questo piccolo mondo e si diverte a manipolare i destini dei protagonisti. Uno spettacolo da non perdere.